saluto. Antonio, ho capito quel segnalando! Non ha detto vostro padre! E voi l'unica ditta che non la vuole segnalare! Quando siamo venuti a ma molto guarda, che non abbiamo un caso! E tu che ci fai, cazzo? Poi io, un cameriere, ma voi, che mi sta a fare qua? E può parlare l'assassino del figlio! E invece di parlare non parla la saluteria, viene a fare una maratona caiccia! E intanto non perché in tanta casa ci stiamo solo io e una padrone. Quanto devo fare io? Mia uomo, da bene, non ti scherzare! Vedete tutto cosa! Capire le caicce per aprire la sua camusa! E io, caos! Ne parlavo che sta presso sta cosa! Non sapeva che più! E io per colpa sua non avrei potuto muovere nel tappotino! Appena udito la testa c'è scemo! Ma mi sto senza testola! Ma mi non capisco io che sarà venuto! Che sarà venuto a vedere che vuole avere! Che se tu non puoi mangiare, ti fattoriamo rosso! Spero di casacchetta non so! Va bene, ci penso io, ma ora ci penso io! Va bene, io me ne vado! Aspetto un napoletano, se tu mi hai una crisi, capisci? Ma va bene, vengo, se viene una crisi, aspetta a Dio, che va bene, capisci? Capisci? Adesso il tuo video sto morendo adesso ci scivola. Adesso il tuo video. Tanti grazie, ma com'è che faceva sapere che oggi era a vedere il capo? Vedi, tutto non detto a vostro padre. Mi promettevo di andare a chiedere chi era di soldi se ci dico quando voi venite qua. E io tutti e due, se non ce lo dici. Allora mi metto non fai qualcuno, ma ti prendo io la prendo. Scusate, vi ho fatto aspettare troppo, non è vero? Niente affatto, anzi, buonissimo. Puliscimi di dietro. Eccomi a servirti. Luigi, io devo andare al centro a fare delle piccole opere. Ma accompagnate come volete. Lucietta! Lucietta! I comandati? Questa è la mia cameriera. Che ve ne pare? Molto simpatica. Sentito, questo signore dice che sei molto simpatica. Ma da vostra? Graziosa veramente. Ma da vostra? E che? Così si risponde avanti, non ti vergognare. E non affrontare, gli dare una faccia che ci possono scacciare pezzi. Io a Lucetta le voglio bene come la sorella. Mio padre le promise una grossa dote qualora mi sarei sposato. Poi morì e la grossa dote non ebbe. Ma adesso che prendo moglie, l'avrà immancabilmente. Tanti grazie! Basta che non mi facete scappare bugie, perché il padre della sposa appena le dice di una, combina matrimonio e abbiamo una bella dote. Non ti preoccupare, dalla mia bocca non uscirà nemmeno una bugia. Don Luigi, vogliamo andare? Non tarderemo molto. Lucetta, mi raccomando, qualora arrivassero prima di noi a Male insieme ai suoi genitori, tu li farai aspettare, li farai ristorare, li farai arrinfrescare se ci sanno cavolo. Certo, già Mi raccomando a te di servirli a dovere e non ti preoccupare, dalla mia bocca non uscirà nemmeno una bugia. Don Luigi, se volete pranzare con me oggi siete il padrone. Grazie. Io ho un cuoco che cucina veramente molto bene. Un cuoco internazionale!
comizio. Io già mi segnalo i perdi sotto la sacchietta. E invece un socio ci scrivi una riccia. Ma allora viene in casa e dice no, la montiglia non già non cominciare. Ciao. E allora senti, ti devo mettere un po' di mani, gli scotti, che tu muori se non dici una montiglia mia. E ma rovina. Ah, quanto sei buono! Ma quanto bianca anziana! Non da io! E come grande! Non c'entra! E vedi questi soldi! C'è una persona in casa e tu magari piazzare se tu... Io che cosa? Se tu... che saggio... se tu volessi... Ma che cosa? che cosa? Io ti volessi dire... no, tu a sapere che tu io... no, che io e tu... io... e tu... io... Chissà se magari non ci piacciono. Ma che l'hai tutta male. Stai aspettando.